Eder. Mech. Pallister. Le indagini sulla morte di Liliana Resinovic stanno prendendo una piega interessante grazie a alcune intercettazioni che hanno attirato l'attenzione degli investigatori. Secondo gli avvocati di Sergio, fratello della vittima, ci sono alcune informazioni interessanti che sono state rivelate in queste registrazioni e che meritano di essere approfondite. Tuttavia, gli avvocati non vogliono ancora rivelare i dettagli di ciò che è stato ascoltato. Si è appreso che le intercettazioni riguardano il periodo immediatamente successivo al ritrovamento del corpo della 63enne fino alla primavera, nonostante alcune conversazioni non sembrino avere alcuna relazione con il caso. Sembra che alcune persone abbiano ricevuto informazioni rilevanti sulla vicenda e sulla vita dei protagonisti. Non si tratta di accuse, ma è importante approfondire questi aspetti per comprendere meglio il contesto in cui è avvenuto il tragico evento. Penelope, l'associazione che segue da vicino il caso, ha richiesto un'ulteriore indagine su questi aspetti, che era stata accantonata inizialmente dall'archiviazione richiesta dal pubblico ministero. Gli avvocati di Sergio hanno chiesto l'acquisizione delle registrazioni per poterle esaminare più attentamente. Tuttavia, l'indagine è tornata segreta e al momento potremmo essere informati solo di accertamenti che non possono essere ripetuti o di atti come la riesumazione del corpo. 2 persone in un'auto avrebbero parlato di Sebastiano, Claudio e Liliana e da queste conversazioni si capirebbero i rapporti intercorsi fra i tre in epoca antecedente al delitto. Questo è ciò che sostiene Nicodemo Gentile, 2 intercettazioni, quindi audio, non messe agli atti, che farebbero però veramente capire che Claudio e Sebastiano si conoscevano. Ecco però cosa risponde Claudio Sterpin a tutto ciò. Quante balle devo sentire? Questa è un'altra balla. Io e Sebastiano ci siamo avvicinati in 2 occasioni. Una per fare quella famosa foto, l'altra nell'ottobre 2015. Siamo sempre in attesa e abbiamo fiducia, come l'avevamo 3 anni fa. Si spera in una riesumazione del corpo. Se verrà fatto, noi non siamo contrari a questo. Anzi, tutto quello che può servire per scoprire la verità, ben venga. Quello che non è stato fatto prima che venga fatto adesso, anche se forse un po' tardi. Ma contraddizioni a me non mi interessa. Io so chi dice la verità e so chi dice le bugie. Quindi è inutile che io vado a mangiarmi il fegato per contestare a uno. Hai detto questo, ma non è vero. All'inizio ho tentato, ma non è servito a niente. Allora a questo punto è inutile andare avanti con queste chiacchiere. Il primo a far chiacchiere mi sa che è proprio l'interessato, anzi lì non interessato a scoprire la verità. Quando abbiamo fatto il sitting per non far archiviare come suicidio, una persona mancava, una persona che aveva un matrimonio, un miele e altro. Per me l'hanno visto tutti, non è una novità. Conoscevi i famosi amici bosniaci di Sebastiano? No, ne ho solo sentito parlare da Liliana. Mi ha raccontato di quando sono andati a portargli un'auto, che sono andati a trovarli, così gli hanno portato un'auto usata. Credo che siano persone per bene. Allo stato dei fatti è mancato qualcosa in questa indagine. Un'altra domanda che vorrei fare: perché non ci hanno fatto vedere il corpo? Perché ho dovuto vedere una fotocopia? Cosa avevano da nascondere? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.